pomeriggio, il punto nell'anteprima, come sempre vi raccontiamo la settimana con Totò Calì. Ciao Totò! Ciao Luca. Ma siete sempre triste, sei? Ma com'è? Ma come triste? Veramente. Se tu mi dai questa sedia, io sono triste. Sì, va bene, andiamo alla settimana di Totò. Prima di cominciare a raccontare una puntata oggi ricchissima e faremo vedere la nuova aerostazione Morandi, parleremo dei soldi che non arrivano alla Sicilia, che dovrebbero arrivare tramite tasse, contributi eccetera, e poi la buona notizia. Totò, cominciamo la settimana, come? Raccontaci, che è successo? Cosa è successo questa settimana? Vediamo la prima vignetta. Vediamo. Prima vignetta, eccola qua. Sicilia, temperature primaverili a gennaio. Papà, mi hanno rubato il pupazzo di neve. Certo, beh, Bestia, ci sono 20 gradi. Certo, è caldo. Andiamo avanti, vai. Questo è il caldo di questi giorni. Altra vignetta, andiamo a vedere cosa. Questa è la questione politica, no? In Sardegna sta succedendo di tutto. La Lega, Fratelli d'Italia, eccetera. Solinas, indagato, insomma. Indagato, quindi Solinas, che è della Lega, che fa? Salvini, sardo a beccafico. Sardo a beccafico, ci è rimasto fregato, insomma, perché il candidato non sarà il suo prossimo. Prossima vignetta. Anche quello è stato argomento di È stata la settimana del compleanno di Giorgia Meloni. Tanti auguri. Quanti anni ha fatto, lo sai? No. 47. Non si dice. 47, ma lo dice, pubblico, vai. 15 gennaio, compleanno di Giorgia Meloni. Passa il metal detector su questi regali che sono italiani e Salvini, visto e considerato che sono bisogna stare attenti, amici nemici, insomma. Bisogna stare, come si dice in dialetto, amici? E vadditi. Andiamo avanti, prossima vignetta. L'altra vignetta è quella del matrimonio dove è caduto praticamente il soffitto. Questa è una notizia tristissima, insomma, festeggiavano in un vecchio convento, credo, restaurato, adibito a sala per matrimoni, ballavano tutti gli invitati, gli sposi al piano di sopra. Sono due carabinieri che indagano, dice la favola del matrimonio inizia sempre con c'era una volta, infatti c'era la volta. C'era una volta, riusciamo a sorridere anche di questa, brutta notizia. Poi andiamo avanti, questa cos'è? Questa è la ristoratrice. E questa è quello che sta succedendo rispetto ai social, a tutti i commenti che in qualche modo condizionano i nostri comportamenti, no? Insomma. Allora, guarda Totò, le vignette se le ha viste con noi, anche l'ospite che tra un po' arriverà quando cominceremo ufficialmente dopo la sigla, dopo l'anteprima, Nico Torrisi. Qual è stata la vignetta, Torrisi? Intanto buonasera. Buonasera. Qual è stata la vignetta più simpatica? Andiamo a sondaggio. Molte lasciano riflettere, erano cose drammatiche, però sono simpatiche sempre, le vignette di Totò, che tra l'altro più volte ha ripreso pure me, quindi lo conosco e lo seguo sempre con simpatia. Bravo Totò, ciao, ci vediamo la prossima settimana. Alla prossima settimana, mi raccomando, ci racconterai tutto quello che succede questa settimana, subito dopo la sigla, e poi cominceremo questa puntata con la nuova aerostazione Morandi. Avete visto qui già in studio Nico Torrisi, amministratore delegato della SAC, che è la società che gestisce l'aeroporto di Fontanarossa. Poi parleremo appunto dei tributi dei siciliani non riscossi dalla regione Sicilia, e la buona notizia, insomma oggi tanta carne al fuoco come sempre con tantissimi ospiti. Dopo la sigla. Benvenuti, nuovo appuntamento con il punto, il nostro approfondimento sulla politica, sull'attualità, sui fatti, insomma, della settimana nella nostra emittente Telecolor, e poi in replica anche su Tele Sicilia. Allora, oggi abbiamo detto racconteremo con delle immagini anche in esclusiva che cosa sta succedendo all'aeroporto di Catania, guardando al futuro, no? In prospettiva, per vedere come crescerà e in che modo crescerà l'aeroporto di Catania, con un focus particolare sull'aerostazione Morandi, che i catanesi, insomma, o comunque almeno mezza Sicilia si ricorda, perché è stato per molti anni il punto di arrivo e partenza per chi viaggiava in aereo. Questa aerostazione è chiusa da un bel po' di anni, dal 2007, è stata riaperta per un piccolo frangente durante il Covid. Adesso cercheremo di capire anche come è stato possibile anche questo, però diciamo questo è, come dire, un monumento del ricordo che è rimasto lì e che vedremo che futuro avrà. Lo faremo, ce lo racconterà
commenterà anche con altre immagini che vedremo sempre all'interno del nostro appuntamento di oggi del nuovo aeroporto del futuro. Con noi l'amministratore delegato della SAC, che è la società che gestisce l'aeroporto Fontanarossa di Catania, Nico Torrisi. Buonasera Torrisi. Buonasera, buonasera. Abbiamo presentato prima con le vignette, però adesso insomma è la parte ufficiale. Allora, prima di andare a vedere insomma queste immagini esclusive, noi siamo andati lì con la nostra troupe, ci siamo fatti raccontare insomma cos'è in questo momento questa aerostazione Morandi. L'aerostazione Morandi intanto serve sbloccarla perché insomma l'aeroporto sta diventando davvero troppo piccolo per il traffico di passeggeri che da qui al futuro si prospetta per Catania, no Torrisi? Solo come dire, un inciso e poi vediamo queste immagini. Io credo che più che sta diventando, lo è già, siamo assolutamente costipati nel senso buono di traffico perché comunque io arrivo a ricoprire il ruolo di amministratore delegato con un'aerostazione che era solo il Terminal A, che faceva circa 7 milioni di passeggeri. In meno di 3 anni siamo passati a 10 milioni, aprendo anche il Terminal C, che prima non era utilizzato come terminal, quindi lo destiniamo al traffico, su quello sviluppiamo un traffico di circa 1 milione di passeggeri. E quindi pensavamo di alleggerire il Terminal A, in realtà siamo talmente tanto cresciuti come traffico che non è stato sufficiente affatto, e quindi ricordo a me stesso, ma soprattutto a vantaggio di chi ci segue, che il Terminal A venne fatto e venne aperto nel 2007 per andare a gestire un traffico di circa 6-7 milioni di passeggeri. A quanti milioni di passeggeri siamo arrivati adesso? Siamo sostanzialmente a 11 milioni. A quanto puntate, che cifre puntate? A quanto puntiamo nella gestione, come dire, nel saturare il traffico che si può fare nel Terminal A, potremo ancora aumentare di 1 milione, 1 milione e mezzo, insomma significa che quelli che sono gli orari di punta non diventano più di punta, perché diventerebbe una punta, fatemi scherzare, una punta continua, quindi noi possiamo gestire 22 movimenti orari per ora, significa che possono atterrare e decollare in totale 22 volte, o atterraggi o decolli o metà delle due. Oltre quelli non possiamo comunque andare, anche per problemi legati al radar che è di Sigonella attualmente. Per fare comunque un maggior numero di movimenti abbiamo bisogno di maggiori spazi. Sappiamo bene che questo tra l'altro è collegato, e non ci nascondiamo, anche ai servizi che andiamo a erogare, perché andare a fare dei servizi di cui vantarci una struttura costipata ovviamente insomma, non è una cosa fattibile. Allora fermiamoci un attimo, serve spazio, ovviamente lo spazio facilmente individuabile è questa aerostazione Morandi che si trova lì tra il Terminal A e il Terminal C, è evidente che diventerà il Terminal B, non lo suppongo, ma come dire è un'affermazione. E allora vediamo in questo momento cos'è questa aerostazione Morandi. Siamo andati lì con la nostra troupe, Simona Mazzone, Fino La Leggia e Ottavio Longo, hanno confezionato questo contributo. La crescita del traffico sino ad arrivare a 5 milioni di passeggeri l'anno gestiti all'interno di questo fabbricato. Perché nel 2007 è stata chiusa? Perché è stata chiusa in coincidenza dell'apertura del nuovo Terminal A, in quanto il Terminal A ovviamente aveva tutti i requisiti funzionali e infrastrutturali che dobbiamo garantire al traffico passeggero e al sistema aeroportuale nel suo complesso, e il Terminal Morandi aveva man mano esaurito quella che era la sua vita utile, soprattutto in termini funzionali, essendo poi un'infrastruttura che non aveva connessione interfunzionale appunto col nuovo Terminal A. Oggi siete in attesa a breve di un bando per la demolizione di questa stazione, di questa aerostazione. Sì, perché è la prima fase delle previsioni del nostro piano di sviluppo aeroportuale, come approvato da ENAC e dal Ministero dell'Ambiente in seno all'istruttore di decreto di valutazione di impatto ambientale, che prevede la ricostruzione a nuovo di un nuovo terminal assolutamente interfunzionale col Terminal A e quello che poi sarà il Terminal C, gemello del Terminal A, che completerà la triade degli sviluppi di terminal passeggeri del disegno di sviluppo aeroportuale al 2030 del nostro scalo di Fontanarossa.
Perché demolire e ricostruire anziché ristrutturare? Perché tutte le analisi preventive tra la soluzione di ristrutturazione e rifunzionalizzazione nuova del Terminal Morandi e una nuova struttura con le caratteristiche sia di disegno funzionale che prestazionale che oggi i terminal richiedono in relazione alla domanda di traffico sia in termini quantitativi che qualitativa, hanno dato risultato a favore di quest'ultima soluzione. E questa era l'aerostazione Morandi. Torrisi, un pugno al cuore per chi l'ha vissuta, no? Vedere questa struttura così in queste condizioni. Ricordo, queste sono immagini in esclusiva che abbiamo trasmesso oggi al Punto. L'aerostazione Morandi era chiusa dal 2000, è chiusa dal 2007 e questo è lo stato dei fatti. L'ingegnere Giancarlo Guerrera che ci ha guidato in questo racconto ha risposto anche alla domanda, diciamo che poi è la domanda delle polemiche di quest'ultimo periodo: perché abbattere questa aerostazione e non riqualificarla? Intanto, pugno al cuore, diciamo che un sacco di bei ricordi, no? Perché è stato il nostro terminal, per chi è della mia generazione, che quello con cui abbiamo viaggiato sempre da quando eravamo bambini a quando poi non siamo diventati giovani, e ha assolto il suo ruolo. Il terminal è stato portato completamente a nudo perché si è scelto comunque di sostituirlo, quindi abbatterlo per farne uno, come ha spiegato meglio di me il nostro direttore appunto dell'ingegneria, che è l'ingegnere Guerrera, l'ha spiegato perfettamente, per farne uno che sia più adeguato e funzionale rispetto alle esigenze attuali, voglio sottolineare attuali e anche future, perché comunque non abbiamo soltanto il dovere di preoccuparci di quello che accade oggi, ma andando a fare investimenti che sono di oltre 100 milioni anche a quello che sarà domani e dopodomani. L'obiettivo è arrivare a 14 milioni di passeggeri, no? Con i 3 terminal? No, con i 3 terminal penso che arriveremo tranquillamente ai 20 milioni di passeggeri. Se lei si riferisce ai 2 terminal più l'attuale Terminal C, sì, ai 14 milioni, però l'ingegnere, lo dico sempre a vantaggio di chi ci guarda, parlava di un corpo funzionale che è l'attuale sarà il prossimo Terminal B, che sarà al centro di 2 ali identiche, che saranno l'attuale Terminal A e un Terminal C identico a quello attuale, rispetto a quello attuale Terminal A. Come avete visto dalle immagini, peraltro tra il Terminal A e la vecchia aerostazione, quindi la vecchia Morandi, non erano neanche previsti né collegamenti né altro, sono con piani calpestio diversi, quote completamente differenti, volumi diversi. Noi abbiamo bisogno di una cosa, voglio ricordare, ripetere un aspetto già chiarito dall'ingegnere Guerrera. Quel terminal era stato immaginato molti decenni or sono per contenere passeggeri fino a meno di 1 milione. Ne mettevamo dentro come le sardine quasi 5 milioni, quindi andare a immaginare ristrutturare una cosa nella stessa volumetria per contenerne 1 o per farne stare male 5, credo che sia assolutamente una scelta miope. Non c'è dubbio. Allora Torrisi, guardi, nel frattempo, così ce le commenta lei, noi abbiamo visto com'è attualmente e com'era la stazione Morandi, l'aerostazione Morandi, che è uno dei 3 cuori pulsanti di Fontanarossa. Vediamo come sarà. Abbiamo preparato anche con le immagini i cosiddetti rendering, cioè i progetti di come sarà la nuova aerostazione Morandi, e vorremmo... Mi permette solo una cosa prima, per chiudere un capitolo, perché lei ha parlato poc'anzi di polemiche. Io credo che il dibattito sia sempre corretto e che ci debba essere. Quello che invece travalica i confini della correttezza è quando si dicono sciocchezze. Quindi questa è un'occasione in cui ci torna utile dire e chiarire che la vecchia aerostazione non è adeguata sismicamente perché è stata costruita in un'epoca antecedente alle norme sismiche, e siccome si è detto e si è anche scritto ed è stato poi anche pubblicato che al contrario sarebbe adeguata, e tutto quanto una serie di corbellerie, è il momento di chiarire che tutto ciò che è stato detto sono cose false, non vere, e quindi noi dovremmo spendere già solo per mantenere una struttura inadeguata rispetto al presente, non solo al futuro, solo per il mantenimento 30 milioni di vecchie lire non adeguate, perché parliamo di prezzi del 2018, solo per gli adeguamenti sismici. Follie.
chiedo scusa, ma è anche utile raccontare le cose giusto, per come insomma, sono. bisogna anche rispondere in termini e nei temi anche chi solleva delle legittime obiezioni. È chiaro poi, insomma. Allora, vediamo come sarà questa nuova realizzazione Morandi, anche per capire perché si sceglie di riprogettarla. Questo è Torrisi, attualmente il Terminal A, come sarà insomma in futuro, molto simile ovviamente all'attuale, almeno nell'aspetto esteriore. Ci si avvicina, c'è un passaggio interno, no? Ce lo racconti lei, tra il Terminal A e il nuovo Terminal B. Questa è la stazione Morandi. Saranno per l'appunto collegati, questo sarà il terminal, quello che sta scorrendo prenderà proprio il posto della vecchia Morandi, arriverà tra l'altro la metropolitana esattamente dentro, quindi arriverà lì sotto, quindi al nuovo terminal. Adesso siamo dalla parte dei parcheggi su cui abbiamo già i bandi per andare proprio a fare le coperture fotovoltaiche, esattamente come si stanno vedendo. E quindi questo sarà con tutto quanto chiaramente ecologico, con quanto impatto quindi zero a livello ecologico, con molte aree a verde. Come vede non c'è più neanche la strada che sale sul Terminal A, perché saranno, e dall'altra parte, visto che siamo passati già dall'altra parte, vedete che ci sono anche delle piazzole, delle terrazze sostanzialmente che vanno a raddoppiare quello all'attuale terminal, quello che sta scorrendo il Terminal A, delle terrazze che vanno a raddoppiare le sale di imbarco, quindi si allargherà pure quello. Questo sarà il prossimo Terminal B. Nel frattempo stiamo vedendo la pista che c'è, quindi poi in seguito un altro investimento importante. E questo importante. è ancora il Terminal B, la Morandi, insomma. Questo sarà... Ecco, riusciamo a rifermarla quella immagine, lo chiedo alla regia, perché è da lì che si capisce insomma, che quella stazione non solo rivivrà, ma rivivrà anche con spazi enormi, e sarà il cuore pulsante dei due terminal, quindi sarà comunque il punto in cui si andrà a fare, per essere chiari, i controlli di sicurezza da cui si parte, proprio perché sarà al centro dell'aeroporto, sarà come del resto era la vecchia Morandi anche al centro di tutti i nostri parcheggi, quindi quelli che sono in aeroporto, e allo stesso tempo, come vedete da questa immagine, ci sarà anche uno spazio molto importante che sarà allargato sull'attuale Terminal A, ripeto, per fare queste terrazze che si andranno a fare e che ci consentiranno di raddoppiare i volumi della sala imbarco, il che significa servizi, significa più punti per i negozi, quindi significa in buona sostanza che potremo avere una maggiore e migliore offerta e potremo incassare e guadagnare di più, non certo per il piacere di fare soldi, ma per investirli, per fare questi investimenti, perché uno dei temi che abbiamo, essendo molto stretti, è che purtroppo, e di questo ci scusiamo e siamo consapevoli, non sempre diamo servizi all'altezza dello standard che pure vorremmo erogare. Allora, faccio io un po' di riassunti perché siamo stretti noi invece con i tempi. Oggi 130 metri lineari questa nuova stazione è Morandi, quindi praticamente più di un campo da calcio, solo in estensione e in lunghezza. Verrà spostata la caserma dei Vigili del Fuoco, ci saranno i nuovi uffici della SAC che verranno spostati, sarà sempre su 2 livelli, come ha detto lei poc'anzi, ci sarà anche la fermata della metro che arriverà all'interno, come tutti gli aeroporti moderni del mondo, e nel 2029 la nuova pista. La nuova pista sta seguendo un percorso che è prestabilito, perché RFI sta facendo la propria parte, che è quella, come sapete, di andare a interrare un tratto della ferrovia e lo spostamento della stazione Bicocca, dopodiché noi si potrà andare a fare la seconda pista, che in realtà diverrà la prima pista e unica pista dell'aeroporto, perché quella attuale diverrebbe pista di rullaggio. Sono tutti progetti importanti. Se lei dovesse chiedermi qual è quello prioritario, dico senz'altro ovviamente la Morandi, posto che la viabilità l'abbiamo rifatta e finalmente è stata rifatta la viabilità. Abbiamo problemi, ripeto, nell'andare a dare servizi e ci serve spazio. Ci serve ora, ma ci serve soprattutto per domani. Senta, non posso esimervi ovviamente, com'è finita con l'inchiesta per l'incendio? Le sembra il procuratore? Cioè, se sa qualcosa. No, non ne la so. vedo molto sereno però, ecco, in questo senso. Sono sempre stato sereno, nel senso che siamo consapevoli di aver fatto quello che era nostro dovere. Non ci sono piaciute, lo diciamo senza polemiche, le speculazioni che si sono tentate di fare in un periodo molto complesso. Purtroppo non siamo in questo negli Stati Uniti, in cui quando ci sono i problemi si fa riccio e si cerca di risolverli assieme, però sono alle spalle. L'aeroporto di Catania e quello di Comiso, perché comunque io ricordo sempre che siamo un sistema aeroportuale, hanno ripreso a macinare record su record dal giorno stesso in cui si è ripreso il volato normale. Su Comiso abbiamo avuto dei problemi e siamo diventati, io dico orgogliosamente, un case history, perché in un aeroporto da cui si è stati abbandonati Ryanair, un aeroporto regionale, sono arrivate 7 compagnie che hanno sostituito il colosso, quindi non credo che tutto sommato non siamo stati ripagati in funzione del coraggio e forse dell'incoscienza che in parte abbiamo avuto. E su Catania
è Comiso, comunque abbiamo superato quest'anno come sistema gli 11 milioni di passeggeri. L'inizio dell'anno, lei lo sa, ve ne sono grato perché l'avete anche riportato, ci ha visto partire con un più 12% e con un incremento di passeggeri internazionali straordinario. Noi non dimentichiamo che siamo i primi responsabili di ciò che accade sul turismo e quindi se c'è un incremento mostruoso del numero di passeggeri internazionali forse riusciremo a zittire anche quelli che sostengono che tutti gli incrementi si sono dovuti ai pendolari o tutti quanti si sono trasferiti all'estero oppure insomma qualche turista è arrivato. Allora, grazie a Nico Torrisi, amministratore delegato dell'aeroporto di Catania, anche per questo racconto, insomma, che ci proietta un po' anche nel futuro, con quelle bellissime immagini, devo dire, che sono nel ricordo di chi ha volato in quei tempi a Catania. Grazie Nico Torrisi, noi ci fermiamo, pubblicità e poi ritorneremo per parlare di soldi che non ci sono, come sempre, dopo la pubblicità. Rientriamo, cambio di ospiti in studio per parlare di un altro argomento che, come dire, cerchiamo di raccontare con facilità ma che interessa certamente tutti i siciliani. Insomma, gli introiti delle tasse che i siciliani pagano, dove vanno a finire? Ne parleremo oggi e parleremo anche un po' di finanziaria con il Presidente della Commissione Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana, Dario Daidone. Benvenuto Daidone. I colleghi opinionisti, in questo caso Michela Giuffrida e Antonio Condorelli, che sono con me in studio. Dovrebbero esserci anche i collegamenti Skype con Luigi Sunzeri, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, il professore Massimo Costa, professore di economia, ecco questo non è Sunzeri però insomma va bene uguale, e lei è Francesca Briganti, responsabile delle partite IVA, che è collegata alle partite IVA siciliane. Poi ci dovrebbe essere il professore Massimo Costa, professore di economia. Buonasera Briganti. Poi ci sarà il professore Massimo Costa, dicevo, professore di economia dell'Università di Palermo, Luigi Sunzeri, deputato del Movimento 5 Stelle. Eccolo qua il professore Massimo Costa ed ecco Luigi Sunzeri. Prima di cominciare questa parentesi c'è una risposta che ci ha dato il presidente dell'ANCI alla puntata precedente sulla questione, e qui Daidone è interessato, sulla questione della pioggia di contributi ai comuni siciliani. Ci è chiesto una replica perché è stato tirato in ballo l'ANCI. Allora rivediamo cosa è successo prima, cosa è successo nell'ultima trasmissione e poi la risposta di Paolo Amenta, che è il presidente dell'ANCI Sicilia. Tutti coloro che non hanno partecipato a questa spartizione, sindaci, e guardate che qualche frecciatina è arrivata anche dall'ANCI, in questo momento sono veramente sconvolti perché parlano apertamente di una spartizione elettorale. I comuni che hanno beneficiato di questa spartizione cattiva da parte dei deputati fanno parte dell'ANCI o no? Certo. Ma allora perché non rifiutano i finanziamenti e rimettono tutto sul tavolo dell'ANCI e lo fanno decidere il presidente dell'ANCI? Sarebbe una cosa auspicabile. Allora dico, visto e considerato che mi sembra un pochettino che noi veniamo attaccati da chi beneficia, attenzione. E questo era quello che è successo sabato scorso qui al Punto. L'ANCI ha ascoltato, ha voluto replicare e questa è la replica di Paolo Amenta, il presidente. Dalla mia elezione a presidente di ANCI con l'unanimità e quindi la trasversalità votato da sindaci di centrodestra e centrosinistra mi porta a rappresentare l'ANCI nella sua interezza e quindi non voglio polemizzare né col governo regionale né col presidente dell'Arsen né con l'assemblea regionale. È chiaro che ricordo a tutti che già un anno fa ANCI contestò e reclamò di cambiare metodo, cambiare regole rispetto a quella che era l'attribuzione ai singoli comuni specifici, quindi abbiamo da sempre detto non si fa così, proviamo a fare avvisi pubblici, proviamo a condividere insieme a tutti i 391 comuni, proviamo a mettere in concorrenza dal punto di vista della progettualità tutti i comuni e fare in modo che sin dal 2023 al collegato del 2023, a novembre del 2023, dove sono stati impegnati 19 milioni per finire poi i 43 milioni dell'emendamento fatto sulla finanziaria 2024, di utilizzare avvisi pubblici. Se non si volevano fare avvisi pubblici per finanziare attività culturali e ricreative o i piccole infrastrutture sociali, si poteva tranquillamente, come sa ben il presidente dell'assemblea regionale Galvagno, che è stato uno dei promotori, a trasferire ai comuni 48 milioni
milioni per gli extra costi dell'energia e i 45 milioni per gli extra costi dei rifiuti, potevamo destinarli a tutti i comuni siciliani per tamponare, per compensare l'aumento incondizionato, incontrollato dell'energia e del conferimento dei rifiuti, e poi liberare risorse in quei capitoli per destinarle ad attività culturali o piccole infrastrutture. Questo potrebbe essere un altro metodo di trasferimento. Purtuttavia rimane la disponibilità dell'ANCI, e non faccio polemiche quando ricordo al Presidente che non ho la competenza di far rientrare i soldi o fare rinunciare ai sindaci, ai comuni il trasferimento fatto. Ho semplicemente detto che la disponibilità di ANCI c'è di collaborare con la Regione e con l'Assemblea, ma solo per scrivere regole giuste e trasparenti e che diano a tutti la possibilità di partecipare e di poter dare risposte concrete ai suoi cittadini. E questa era Paola Menta, Presidente dell'ANCI. La risposta subito era una risposta al Presidente ovviamente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, che era ospite da noi la scorsa settimana. Daidone e Sunseri su questa questione dell'ANCI, poi facciamo parlare le partite io. Ma il Presidente ha risposto correttamente, ci sono sempre ragionamenti in corso, noi cerchiamo di operare in modo equilibrato da tutte le parti. È chiaro che poi i singoli deputati rappresentano i propri territori, portano avanti le proprie istanze. Tante volte siamo intervenuti lo scorso anno con ben 3 collegati per una moltitudine incredibile di situazioni, anche contenziosi. Cerchiamo di venire incontro. D'altra parte il nostro principale interlocutore sono i comuni, per cui lì dove si riversano risorse sui territori, secondo me sono assolutamente benefiche anche per muovere l'economia. Dopodiché tutti gli assessorati hanno una serie di capitoli, di missioni che sono finalizzate alle richieste da parte dei comuni, che intervengono, fanno progetti. Guarda, ultimo, credo anche l'assessore infrastrutture ha chiesto rispetto a vecchi finanziamenti se avevano la progettualità pronta, perché questo è un altro problema importante. Nell'ultima finanziaria abbiamo inserito una norma importantissima che riversa in modo equo per una prima parte. Cioè, se sapete cosa farci con questi soldi, ve li diamo, se no sono soldi. Il rischio è che noi ci siamo trovati all'inizio dell'insediamento con una cassa straordinaria, che non è un fatto positivo. 8-9 miliardi di cassa significa soldi bloccati senza essere utilizzati, ed è un danno per questa terra, perché questa terra ha bisogno invece di velocizzare la spesa, perché solo quello è il vero snodo che ci permetterebbe di incrementare il prodotto interno lordo e fare quindi economia. Quindi noi a quello dobbiamo puntare. Per questi comuni hanno bisogno tantissimo di progettualità, di progettazione, di capacità di progettazione. Certo. Nell'ultima finanziaria un stanziamento di 40 milioni di euro da riversare in parte equo fra tutti quanti i comuni, in altra parte in modo proporzionale agli abitanti, quindi per cercare di dare il principio più equilibrato possibile, ma questo gli permetterà di progettualizzare e quindi a noi di poter intervenire su progettazioni esecutive. Volevo aggiungere una cosa a quello che dice il Presidente Daidone. Questa è una questione annosa per la Sicilia e poi è un loop. I comuni dal canto loro, soprattutto quelli piccoli, lamentano la mancanza di dotazione organica, quindi di persone che abbiano la capacità di progettare. È su quello che bisogna intervenire. La verità. Il nostro più grosso problema è della Regione, ma degli enti locali. Ma anche nazionale. Ho dovuto affrontare con le province l'ultimo parere sulla ricostituzione delle province. Uno dei dati che è emerso è la disponibilità di risorse che non riescono a utilizzare perché manca il personale. Diamo gli uomini ai comuni che possono progettare. Bisogna anche pagarli, quindi poi bisogna ritrovare anche le risorse. Allora, Sunseri. Intanto buonasera a tutti, soprattutto al collega Presidente Daidone. Soprattutto, buonasera anche da parte nostra. Perché abbiamo condiviso insieme giorno e notte, adesso non lo vedo da un po', mi manca. No, scherzo. Semplicemente credo si sia fatta un po' di confusione, perché una cosa sono le riserve destinate dal fondo di parte corrente dalla Regione nei confronti dei comuni, e vi dico la mia. Io sono assolutamente contrario a qualsiasi riserva. Io sono del parere che i comuni devono ricevere l'intero stanziamento che la Regione mette a disposizione per loro, affinché possono spendere quello che effettivamente la Regione gli trasferisce, senza che i deputati di maggioranza o di opposizione aggrediscano quel fondo. L'altra parte, che credo è quella a cui facesse riferimento il Presidente dell'ANCI, invece era la possibilità del deputato di presentare delle norme che possano finanziare quello piuttosto che quell'altro progetto. Poi lì oggettivamente sta un po' alla sensibilità e alla coerenza del deputato proponente. Io non credo che finanziare l'illuminazione pubblica di un piccolo comune come Castelbuono, come Collesano,
come uno degli emendamenti che ho presentato io sia una cosa da poter attaccare o non condividere, perché altro modo non potrebbe fare, visto che tutti i fondi destinati all'illuminazione pubblica nel precedente governo Musumeci sono andati persi, quelli che faccio riferimento al Pio FESR 14-20, quindi in qualche modo sti comuni qualcosa la devono pur trovare. E allora, sì, se il tema era sul seri, no? Anche la spesa delle risorse, no? Le sagre, cose. Io qua c'ho la finanziaria, c'è tutti questi allegati davanti, insomma molti soldi, fin quando vengono spesi per la pubblica illuminazione, insomma ha anche un senso, la sagra ha anche un senso certamente per i percorsi turistici eccetera, poi dipende da quanto ci metti in uno e quanto ci metti nell'altro, e questo credo sia poi il tema che è caro ai siciliani, se non c'è progettualità. Fatemi parlare con il professore Costa e la dottoressa Briganti, che hanno fatto un po' i conti alla regione, i conti in tasca alla regione. Professore, eccolo qua, e anche qui presentiamo un documento esclusivo che è la risposta che ha dato al movimento delle partite IVA il MEF, il Ministero di Economia e Finanze. Professore Costa, cosa avete chiesto voi al MEF? Ma veramente non c'è da dove cominciare, perché i problemi finanziari della regione siciliana meriterebbero ben più che una battuta. Comunque, diciamo che fondamentalmente noi abbiamo chiesto per le imposte principali di conoscere 3 dati fondamentali che riguardano la Sicilia. Uno è quello che viene riscosso in Sicilia. 2, quello che viene dichiarato dai contribuenti che risiedono in Sicilia. 3, quello che viene prodotto in Sicilia. Cioè, quei tributi, non vorrei parlare, come si dice, troppo difficile per i nostri ascoltatori, quello che viene prodotto nel territorio della regione siciliana, cioè il presupposto di imposta nasce nel territorio della regione siciliana. Ebbene, la cosa sorprendente, ma sorprendente fino a un certo punto, è che per la maggior parte delle imposte lo Stato e i suoi organi di massimo rilievo non ha la minima idea di quanto sia il gettito tributario che realmente maturi sul territorio della regione siciliana. E a me viene poi da sorridere quando leggo determinate percentuali sul residuo fiscale, eccetera, eccetera, che sono quasi tutte ricalcate sul riscosso e non sul maturato. Ci si avvicina al maturato solo per l'IVA, dove c'è una stima Istat, speriamo che sia fatta bene. Faccio un esempio, professore, per fare capire ai nostri telespettatori cos'è il riscosso e cos'è il maturato. Allora, faccio un esempio per tutti molto semplice che riguarda l'articolo 37, ma il problema è generale. Tutti noi ricordiamo, almeno quelli non giovanissimi, che fino al 2011 esisteva in Sicilia una grande banca chiamata Banco di Sicilia. Il Banco di Sicilia produceva sul suo reddito d'impresa un gettito IRES. Ora, non è che quelle filiali, quelle agenzie sono scomparse, sono semplicemente diventate Unicredit. Quindi il reddito che produceva il Banco di Sicilia, il gettito tributario meglio che produceva il Banco di Sicilia, continua ad essere prodotto, ma viene introitato da Unicredit. Ora, giusto, ma lì Unicredit sfrutta una norma, anche questa grida vendetta, in cui le società per azioni su base volontaria, se vogliono, dichiarano quanto hanno prodotto in Sicilia e lo danno alla regione siciliana, cosa che Unicredit, unica società in Italia, fa su basi sconosciute, non sappiamo quali siano le contabilità interne con cui lo fai, e già questo è enorme. Ma in tutti gli altri casi, che siano i supermercati Conad, che siano l'assicurazione che abbiamo per la responsabilità civile sull'auto tutti quanti, sono tutti i gettiti tributari che, faccio l'ipotesi di scuola, se la Sicilia non facesse parte dell'Italia non andrebbero naturalmente all'erario, ma di fatto, siccome il gestore si trova nel continente, di fatto queste risorse affluiscono al continente e ora ancora di più sono rivendicate dalle regioni in cui ha sede legale hanno sede legale queste società, il che è il cuore dell'autonomia differenziata. Fermo là, professore, le faccio commentare, insomma, questo. Ovviamente tutte le società che ha citato il professore possono e hanno libertà di replica, basta contattarci. Tutti i miei ospiti, parto da Idone, Sunseri, Michela e Antonio. Non è che se la legge è questa. Prego, ha finito. Chi parla? Questa è una questione annosa, perché noi abbiamo lo Statuto siciliano che in parte non è attuato, soprattutto all'articolo 37 del quale parlava il professore, che dice chiaramente, guardate, ve lo leggo così anche le persone lo capiscono, che l'imposta compete alla regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima. Cosa vuol dire? Che se noi facciamo un esempio, per esempio, del campo petrolifero,
La Sicilia ha 5 raffinerie e ha 3 petrolchimici. Soltanto quello di Augusta, lo sapranno bene molti siciliani che combattono contro il cancro prodotto da questi stabilimenti, solo quello di Augusta è il petrolchimico più grande d'Europa. Qui viene prodotto il 50% dei carburanti distribuiti in tutta Italia. Cosa vuol dire questa cosa? Riassumendo, vuol dire che soltanto il gettito potenziale dal settore della raffinazione petrolifero potrebbe coprire i costi della sanità siciliani. Questo è il problema. Daidone, è Sunseri, e Michela, se vuoi intervenire. Sì, no, la questione, dico, come diceva giustamente Condelli, è annosa e anche molto complessa, perché noi viviamo dei tributi che ci vengono retrocessi dallo Stato, perché noi paghiamo su base ovviamente Roma. Sì. Lì ci sono tutta una serie di norme che vengono applicate, su cui probabilmente, anzi sono d'accordo sia con Dorelli ma probabilmente che con Sunseri, bisognerà sedersi al tavolo con lo Stato centrale per definire una volta per tutti quelli che sono gli strumenti di perequazione. Magari, noi abbiamo un esempio, io lo dico in modo molto semplice, la Sardegna. Noi quel modello dovremmo poter seguire, è riuscita finalmente a definire in quota parte le risorse anche per compensare la spesa sanitaria, perché noi siamo l'unica regione che ancora viviamo di compartecipazione, perché tutte le altre regioni pagano direttamente col proprio bilancio. Noi, sulla base di una serie di norme, una vecchia finanziaria del 2006, poi impugnata davanti alla Corte Costituzionale, abbiamo avuto una serie di sentenze, però ci troviamo di fronte alla necessità di dover definire una volta per tutte, perché questo ci darebbe molto più equilibrio e ci darebbe la possibilità, tra l'altro, di sedersi con, devo dirvi, un'autorevolezza che oggi abbiamo in misura maggiore rispetto a qualche tempo fa. Sunseri. Perché i dati degli ultimi anni, ma il Presidente Sunseri sa bene, lo sappiamo noi che viviamo all'Assemblea ogni giorno, ci danno un trend positivo, che ci danno anche maggiore credibilità per, ripeto, contrattualizzare con lo Stato però lo facciamo ciò che ci è Sunseri. dovuto. Ma io sono assolutamente del parere del Presidente. Il problema è che il Presidente Schifani ad oggi questo non lo ha messo in campo, cioè nel senso, io mi aspetto da un governo a trazione dello stesso identico colore politico praticamente del governo nazionale, che ci si sieda intorno a un tavolo e si ottenga qualcosa in più da parte della regione, ma ad oggi gli unici 2 accordi fatti con lo Stato dal Presidente Schifani in totale autonomia, a volte senza nemmeno una deliberazione di giunta, sono stati al ribasso. Il primo, appena insediato, ha praticamente cancellato i 6 miliardi che ricorderete della precedente compartecipazione per 200 milioni di euro, e l'ultimo prevede dei contentini fino al 2030, una maggiore compartecipazione sanitaria che diceva poco fa il Presidente Daidone, dal 42 al 49 produce 630 milioni di euro. Noi dal 2023 al 2030, quindi da quando è stato firmato fino ai prossimi 7-8 anni, non avremo mai questi 630 milioni, se non in quote prima da 300, poi da 350, poi da 400, poi da 450, poi da 600, fino ad arrivare a 630 milioni, che è la quota che ci spetterebbe oggi. Non ci spetta al 2030. È curioso, no? Insomma, queste cose i cittadini non le sanno, ci sono questi... Ma bisogna aggiungere, a proposito della cosa che diceva il Presidente Daidone, anche il parallelismo con la Sardegna. Perché non si fa la Sardegna ci riesce? Per lo stesso motivo per cui noi non abbiamo la possibilità di calmierare i voli. Siamo una regione di 5 milioni di abitanti e ovviamente si parla di parametri diversi in termini economico-finanziari. Però ricordo che proprio in questa finanziaria ci sono stati dei tagli, 150 milioni se non sbaglio, dovuti al mancato gettito riconosciuto alla Sicilia, che sono praticamente scomparsi, assieme ai 150 milioni per un triennio che dovevano essere il primo risarcimento dei costi derivanti dalla condizione di insularità che ci penalizza. Quindi andiamo al trend esattamente opposto. Professore Costa. Ma guardi, ma veramente, ma di che cosa stiamo parlando? Allora, scusate, questi soldi della compartecipazione di cui parlava Sunseri ci spettano dal 2007. Il presidente Schifani ha rinunciato a questa compartecipazione dal 2007 al 2021 per non 6 miliardi ma 8 miliardi e mezzo. Ho fatto i conti io al Codacons e c'è un ricorso pendente alla Corte dei Conti su questo, in cambio di 200 milioni soltanto nel 2022, e poi questa promessa che adesso vedremo se si realizzerà fino al 2030. Ora io me la
cavala a terra un attimo, professore Costa, perché voglio sentire anche Francesca Briganti. Me la cavo a terra questa cosa. Cioè, se arrivassero questi soldi, si è parlato molto in questi giorni della chiusura dell'ospedale pediatrico, per esempio, di Taormina, del centro di chirurgia pediatrico di Taormina. Francesca Briganti, con questi soldi si salverebbe questo ospedale, per dirne una, no? Lei che insomma su questo argomento è centrata con tutte le mani. Sì, in effetti sì, perché da più di un anno il coordinamento regionale si è interessato alla questione siciliana, in particolar modo, come lei ha già preannunciato, abbiamo queste risposte, che quella del Ministero dell'Economia e delle Finanze non è l'unica. Abbiamo anche un'altra risposta che è da parte della Ragioneria Generale dello Stato, che ci dice che non sa quanti sono i tributi maturati in Sicilia, cioè lo Stato non sa, come un padre di famiglia che non sa quanti soldi ha in tasca. E così in sintesi ci ha risposto anche la Ragioneria Generale dello Stato, che vi mostro un documento proprio qui. Ecco. E per questo abbiamo iniziato a studiare tutta la questione siciliana a 360 gradi, includendo anche quella insulare. Per questo una settimana fa abbiamo inviato una richiesta di tavolo tecnico al sindaco De Luca, all'attenzione del professor Agati, che è il primario di Taormina, e anche al presidente della Commissione Salute dell'Assemblea regionale siciliana, il quale proponiamo di superare questo eterno bisticcio tra la legge Balduzzi sì o legge Balduzzi no, e di applicare semplicemente la legge sull'insularità. In fondo, se parte l'autonomia differenziata di Calderoli, si verrebbe a verificare un federalismo fiscale asimmetrico. Allora, fermala, Briganti, un attimo. Daidone, questa cosa di cui sta parlando il professore, di cui stiamo parlando, ci apre le porte all'argomento del momento, che sono i 400 emendamenti che sono stati presentati al DDL Calderoli, che rimane vago su una cosa che i cittadini devono sapere che esista, che sono i livelli essenziali delle prestazioni. I LEP, cosiddetti LEP. E noi andiamo subito al cuore richiamando quella cosa che hai detto prima, cioè il caso dell'ospedale pediatrico di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. È un ospedale che è stato creato con una convenzione con un privato, con Bambin Gesù, nel 2010, nell'attesa che si facesse il reparto a Palermo. Poi cosa è successo? Che la regione siciliana ha speso 60 milioni di euro nei primi 6 anni. Ha risparmiato su quello, e qui arriviamo ai LEP, ha risparmiato per anno sulle fughe verso le altre regioni 200.000 euro. Io vorrei che le persone sapessero quali sono i dati reali che stanno mettendo in crisi anche una parte del centrodestra, perché Fratelli d'Italia ha presentato degli emendamenti importanti proprio sui LEP. I dati che stanno mettendo in crisi in questo momento, stanno facendo riflettere, hanno fatto saltare anche dal piedistallo il presidente del GIMBE Carta Bellotto, sono questi, sono i dati sulla mobilità sanitaria. Dovete sapere che la Sicilia ogni anno spende 180 milioni di euro, cioè è sotto di 180 milioni di euro, perché paga le visite dei siciliani nelle altre regioni. Di contro, e qua c'è il dato clamoroso, se noi parliamo dell'Emilia Romagna, l'Emilia Romagna ne guadagna 441 milioni, e se parliamo del Veneto e della Lombardia siamo ciascuna con un guadagno di 280 milioni di euro. Aspetta, a fronte di 130 milioni di euro che la Sicilia ogni anno dà a privati, 4-5 volte di meno, a privati che gestiscono pezzi di sanità. Ricordiamoci le convenzioni con i privati. Allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che se il DDL Calderoli è vago nella determinazione dei LEP, livelli essenziali di prestazione, questa situazione che già c'è prima del DDL Calderoli rischia di provocare un terremoto nelle regioni del sud, come ha certificato il presidente della fondazione GIBE Carta Bellotta, perché la Sicilia può solo perdere e può solo peggiorare da questo DDL. Allora, oggi siamo purtroppo strettissimi, lo dico anche ai nostri telespettatori, mi piacerebbe molto continuare anche questa discussione, ma abbiamo anche le incombenze dello sport, tra un po' ci sarà il cadere in campo. Allora, Daidone, rispondiamo un po' a tutte queste, cioè così ovviamente cerchiamo di dare qualche chiarimento almeno in questa. Guarda, io sulla questione della sanità concordo sui numeri e sono sempre più convinto assertore del fatto che noi dobbiamo una volta per tutto definire con lo Stato l'autonomia totale e da un punto di vista della gestione della sanità, perché questo permetterebbe di assumersi la responsabilità anche di sbagliare, ma anche di fare scelte che magari in controindicazione con le reali esigenze, perché ricordiamoci che le strutture vengono create rispetto alle esigenze, alla domanda, non esattamente l'inverso. Però questo sarebbe una scelta
scelta politica che io condivido, perché conoscevo bene la cardiochirurgia pediatrica di Taormina, perché era pediatrica non generale. Rispetto a questo posso fare tante altre scelte di comunità, di territorio, che al nord hanno fatto. In alcune regioni il privato è molto più presente del pubblico. Però Diciamo, io starei al passo precedente, no? Perché se arrivano i soldi possiamo fare non solo uno ospedale pediatrico. I soldi, ripeto, continuo a sostenere, vanno spesi. Se noi non velocizziamo, ecco perché forse non è stato dimenticato, ma il risultato raggiunto quest'anno con la collaborazione di tutti, anche delle opposizioni, di fare la finanziaria nei primi giorni di gennaio, significherà attivare una serie di procedure di accertamento che metteranno in campo la possibilità di pagare, fare mandati di pagamento in modo immediato. Questo per noi è la salvezza. Questo però ci dicono i nostri amici delle partite IVA, qua dice intanto cercate di tenerli i soldi, no? Allora, siamo a chiudere, veramente il denaro che circola fa economia, è quello su cui dobbiamo puntare, quella è la nostra vera scommessa. Sul serio, poi Michela. Ma forse è sfuggito a me, ma i direttori generali li hanno nominati? No, allora, su questo ci facciamo una puntata la prossima settimana. Quindi ma ho capito, ma ragazzi, ma se non si parte da lì, da cosa si parte? Cioè, nel senso, se manca completamente la governance e l'unico pensiero del presidente è spartirlo a un partito piuttosto che un altro, piuttosto che mettere dei manager che possono rilanciare la sanità siciliana, che è sotto gli occhi di tutti in maniera, come dire, vergognosamente in ritardo rispetto al resto d'Italia. Poi ce la possiamo raccontare come vogliamo, degli 800 milioni del PNRR stanziati e non ancora messi a terra, possiamo raccontarci la mancata compartecipazione dello Stato, ma senza una governance che rilancia le ASP, che permetta agli ospedali periferici di avere i medici, così infilati nel discorso sanitario. Il discorso che voleva affrontare oggi era un discorso più ampio che riguarda i tributi, capite bene quello che ha detto Antonio, cioè solo con i soldi delle trivellazioni qui degli idrocarburi, altro che sanità, la faremo 2 volte nuova, no Antonio? Ma professore Costa, è così, no? Sì, vorrei dire solo questo, perché poi chiudere, però, veramente 30 secondi. Vorrei riportare il discorso sull'aspetto tributario. Dal 15 al 17 la Regione ha fatto con lo Stato degli accordi sciagurati, unici in Italia, che non esistono in nessuna parte del mondo. E tanto per dire, non si è tolta nessuna spesa, la Regione ha quasi tutto sulle proprie spalle, tranne le forze dell'ordine e la scuola, la butto così, e in cambio di questo sono stati regalati quasi il 40% dell'IRPEF, circa i 2/3 dell'IVA, il 100% dell'IVA alla dogana, Bolzano la trattiene quella di sua spettanza, noi 0%, e nel 2015 sono stati cancellati tutti i crediti della Regione per circa 10 miliardi allo Stato e li abbiamo trasformati in debiti, si è trasformato in disavanzo che finiremo di pagare nel 2043. Cosa voglio dire? Voglio dire che se noi abbiamo regalato dal 15 al 17 e si sono alternate diverse maggioranze a Roma e a Palermo, diciamolo pure, che non mettiamo in discussione quegli accordi che generano strutturalmente disavanzo. Professore, devo chiudere, veramente ricompensa, devo chiudere. Grazie professore Massimo Costa. Michela, veramente un tweet, come si dice in questo caso, perché devo chiudere. Tweet, allora, senza tornare su queste questioni, una che abbiamo appena sfiorato è quella dell'insularità, perché io credo che la soluzione per l'ospedale di Taormina possa essere esclusivamente quella, oppure un salvataggio che, come dice il presidente Daidone, costituisca un'eccezione politica, ma preferirei la prima ipotesi perché aprirebbe la strada a tantissime cose che alla Sicilia prossimo potrebbero argomento del nostro giovare. punto. Grazie a Dario Daidone, presidente della Commissione Bilancio all'Assemblea Regionale Siciliana, grazie al professore Massimo Costa, professore di Economia dell'Università di Palermo, grazie a Luigi Sulseri, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, grazie a Francesca Briganti, rappresentante delle partite IVA in Sicilia, grazie a Michela Giuffrida e Antonio Condorelli. Ci fermiamo, abbiamo giusto il tempo per una piccola pausa pubblicitaria e una buona notizia che dobbiamo stringere, ovviamente anche per questioni di tempi, subito dopo. Rientriamo in diretta. Questa è una parte della trasmissione che mi piace sempre moltissimo, la teniamo all'ultima parte proprio per lasciarci col sorriso. La buona notizia. Ciao Assia, ben trovata. Oggi di cosa parliamo? Qual è la buona notizia? Oggi parliamo di colori, parliamo di gioco, parliamo di sicurezza, parliamo di cambiamenti climatici, mobilità sostenibili al servizio dei bambini. Scusa, vi faccio un attimo una parentesi. I politici comunque ci ascoltano anche da dietro, no? Quindi queste buone
notizie, c'è stato qualcuno che ha detto, la dovrebbero ascoltare i politici questa buona notizia, i politici sono qui dietro di noi che ascoltano e quindi magari raccolgono un esempio. Che abbiamo oggi qui? Perché parliamo di strada scolastica con il presidente di Lega Ambiente Catania Viola Sorbello e con il dirigente scolastico Antonino Rosselli della 20 settembre di Catania. Prima strada scolastica catanese. Lì, video per vedere cos'è la strada scolastica. E questa è la strada scolastica, com'è che in Europa le sanno fare queste cose? Noi siamo sempre un po' più lenti. Però Catania è in prima fila per creare una città a misura di bambino, amica dei bambini. Viola, cos'è una strada scolastica? Intanto spieghiamo il progetto. La strada scolastica è una strada, appunto un luogo di rispetto che si trova davanti a alle scuole, che si dovrebbe trovare davanti alle scuole, per consentire ai bambini, ai ragazzi di accedere all'istituto scolastico senza dover fare lo slalom. In sicurezza, diciamo così, no? In sicurezza e senza respirare lo smog dovuto appunto... Se i bambini devono entrare a scuola non possono attraversare una strada o aspettare che passino tutti, eccetera, esatto, perché i bambini sono piccoli. Non possono scavalcare le automobili, cosa che succede purtroppo ancora nei nostri istituti scolastici, in tutti tranne in alcuni. In alcuni perché pioniera in questo progetto nel 2020, durante il Covid e la pandemia, è stata la 20 settembre, abbiamo il preside Rosselli che mi raccontava... Dov'è la 20 settembre? La 20 settembre in via Caronda. Via Caronda, quindi zona Borgo. Zona Borgo per chi chiama da fuori 095, quindi fuori Catania, è diciamo al centro storico di Catania. Ecco, è stata chiusa la strada, mi raccontava il preside che è diventata ormai un'appendice vera e propria della scuola, raccontiamolo. Allora, questa strada scolastica che ha inizio questa avventura nel 2020, perché allora si parlava di strada... Preside, le faccio vedere ai telespettatori anche delle immagini, lei continua a raccontare, così insomma vediamo anche delle immagini della vostra casualmente scuola. Noi abbiamo letto un trafieletto sul giornale dove appunto Lega Ambiente auspicava una serie di chiusure di strade appunto per farle diventare strada scolastica. Abbiamo colto al volo questa occasione, abbiamo contattato la dottoressa Sorbello e devo dire che da lì, da questa discussione, poi è nato una sorta, chiamiamola joint venture, no? Perché siamo riusciti anche a coinvolgere la FCE e anche il Comune di Catania, perché chiaramente doveva darci l'autorizzazione a chiuderla. Devo dire, oggi questa strada scolastica? Ora, questa strada per noi è stata la soluzione ottimale, perché sia in termini di sicurezza, sia in termini anche di salute, perché ricordo che abbiamo attraversato quel periodo del Covid e questa strada per noi è stata un'ancora di salvezza, perché ci ha consentito di non assembrare in istituto sia le famiglie che i ragazzi, e quindi un percorso virtuosissimo che è stato possibile realizzare grazie ai dirigenti scolastici, alle istituzioni, ma diciamolo Viola, grazie anche a genitori fiduciosi e a residenti che comunque... Allora la domanda è, scusate se diciamo, la domanda è questa che si fanno anche i nostri telespettatori. Siamo in una città dove non abbiamo neanche le strade fatte bene, quindi pensate un po' a pensare una strada scolastica. L'esempio però è questo qua, cioè come si fa a fare una strada scolastica. Potete dare e spiegare, perché come il caso della scuola del preside Rosselli
ci sono tanti, io la chiamo ancora preside, con la vecchia denominazione. Un termine effettuoso. Come si fa a fare questa strada scolastica? Assia. Tutto è iniziato con un crowdfunding, quindi una raccolta fondi dal basso per cercare di sensibilizzare la cittadinanza attiva e la popolazione scolastica della 20 settembre. In quell'occasione il progetto Strade per Gioco ha raccolto 1.500 euro con 31 donatori e quello è stato il punto di partenza per poi attivare tutta la macchina che stava intorno ovviamente all'allestimento di questa strada scolastica, che vede dagli arredi urbani alla piantumazione di alberi alla realizzazione di attività, perché mi raccontava il dirigente scolastico che è diventato una piazza della socialità dove si fanno proprio delle vere e proprie attività. Cosa fate lì, preside? Ma guardi, lì abbiamo fatto ultimamente il concerto di Natale, quindi lo abbiamo un po' esteso non solo ai nostri ragazzi, alle famiglie, ma anche a chi risiede in quella zona, perché ci ha ascoltato. E poi abbiamo fatto e facciamo una serie di attività legate a degli eventi come l'8 marzo, la giornata della violenza sulla donna. Perché insomma, è diventato un posto fruibile, come avviene in tutte le cose. Se permettete, volevo aggiungere sulla note della dottoressa Assia che la scuola, questa strada scolastica è stata realizzata a costo zero, questo mi preme sottolineare. Questo ci preme pure a noi dirlo, perché insomma lo scopo di questa parentesi che dedichiamo alla trasmissione è proprio questa, cioè mentre avete visto nella precedente parte abbiamo parlato di milioni di euro che si spendono male, non si riescono a raccogliere, c'è gente come voi che a costo zero, cioè con una raccolta fondi fatta come dire, in totale trasparenza, riesce a modificare le città. E questo è un po' il senso. Dillo che c'è una lista d'attesa di scuole. Sì, no, ma il punto è proprio questo, cioè proprio sono stati, e devo dire, abbiamo ricordato la FCE, Lega Ambiente, ma bisogna ricordare che ci sono dei genitori illuminati, sono stati loro a volere la strada scolastica. Prima hanno fatto una raccolta di firme, sollecitata da noi, è vero, però poi nei fatti si sono mossi i genitori, hanno fatto una raccolta di firme, queste mamme messe lì davanti, no, che facevano firmare. Come funziona, Viola Sorbello? Cioè, che cosa bisogna fare? Mettiamo che adesso ci stia ascoltando una scuola o dei genitori che vogliono questa strada scolastica. Le strade scolastiche le dovrebbe fare il Comune di Catania o la città metropolitana. Anche le province. Perché voglio dire, in collaborazione naturalmente con gli istituti scolastici. Se questo non avviene, cosa che noi ci auspichiamo che non accada in verità, perché dovrebbero essere, ripeto, le amministrazioni comunali, la nostra associazione si è inventata questi progetti di rigenerazione urbana dal basso che ricomprendono proprio le strade scolastiche, cioè sono gli stessi cittadini che si organizzano attraverso la nostra associazione, che ha comunque un protocollo, si organizzano e attraverso la raccolta di fondi i ragazzini si autotassano. Quante scuole ci sono in lista? Io corro oggi, perché insomma oggi dobbiamo chiudere. Allora, non le contiamo, sono tantissime. Noi purtroppo non la prossima che partirà qual è? La Sanzio vorrebbe una scuola. È a Tre Mestieri. Canalicchio, però Canalicchio, però siamo nella la città Sanzio, metropolitana. speriamo. Quando ce l'avrà sta scuola? Ma dipende da noi che dovremmo dargli. Però Luca, raccontiamo che la seconda strada scolastica è quella che ha coinvolto l'Istituto Cavour. Raccontiamolo, perché ne abbiamo due a Catania. Esiste ancora? Sì, esiste, assolutamente sì. So che là per esempio i cittadini si erano un po' inalberati perché dovevano fare un giro più largo per rientrare. Non è sempre detto che le strade scolastiche siano accettate, perché comunque si tratta della pedonalizzazione di una strada, ma la strada scolastica... Quindi il comodista che vuole parcheggiare là, eccetera, ha difficoltà ad accettarla. Dobbiamo chiudere. Insomma, abbiamo raccontato questa buona notizia. Abbiamo dato la buona notizia anche oggi. L'importante è questo. Grazie Assia per essere stata con noi. La prossima buona notizia la possiamo annunciare o no? L'annunceremo più avanti. L'annunceremo più avanti. Grazie a Viola Sorbello, presidente di Lega Ambiente Catania, grazie al preside, dirigente scolastico Antonio Rosselli dell'Istituto Comprensivo 20 settembre. Grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi. L'appuntamento ovviamente sempre qui su Telecolor sabato prossimo 14:30 in punto con Il Punto.